C'è la tradizione qui di attendere il suono dell'ultimo suono del campana prima di iniziare. Ecco, approfitto per dire che c'è un padre saveriano, padre Lussi, però ha avuto, che non aspettava così presto ad una e quindi proprio allora all'improvviso sacerdoti sempre in attesa del botto. Approfitto perché c'è sempre qualcuno di nuovo. Guarda, 1871, voluto dai porciusani per ringraziare la Madonna per avergli che era proprio nell'anno delle apparizioni 1855 in tutta Europa, che ha falciato ben 20 milioni di vittime. Anche qui nel paese di Porcius a settembre sono morte 15 persone di colera, tra cui il parroco. Tutto vero, il vescovo è invitato a pregare il Signore che cessasse questa colera e hanno pregato anche qui. È stato il fatto che la vigilia della seconda apparizione, che qui la Madonna è apparsa con la alla almeno Porciusani hanno affidato ad un pittore, Fabiani, di fare questa bella immagine che la Madonna ha fatto alla gente.
Faccio vederla un dì. Andrò a vedere andrò a vederla Nel foglio liturgico celebriamo la liturgia della messa del giorno all'interno del foglio. Figlio e dello Spirito. Il Signore sia sorelle come Maria, riconosciamo le grandi cose e così nella sua sincerità i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, per mia colpa, supplico la Vergine, gli angeli santi e voi, vi prego. Signore, amico dei poveri, io, Cristo, sostegno dei piccoli, lei sono. Signore, lei sono. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni nostri, ci conduca alla vita eterna. Gloria excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. E pace di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti diamo grazie. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Gesù Cristo, Signore Dio, casi del mondo, abbi pietà di noi, accoglielo, abbi pietà di noi, perché tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Gloria
preghiamo. Dio onnipotente, che hai nel cielo, in corpo e Beata Vergine Maria, Madre di Dio, in questo mondo costantemente, di volte eterni, per condurre la sua stessa gloria, per il nostro sito tuo Figlio e Dio, nell'unità dello Spirito Santo, i secoli dei secoli. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava al vaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e corna. La sua coda trascinava stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da dare appena lo avesse partorito. Essa partorì un destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna nel deserto, dove ora potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Risplende la Re alla tua destra. Figlie di re, tra le tue predilette, alla tua destra sta la regina. Risplende la regina, Signore, a destra. Ascolta, figlia, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina. Invadito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le sue compagne, condotte in danza, sono preso del re. Prima lettera ai Corinzi. Fratelli, Cristo, primizia di coloro che sono morti. Per mezzo di un uomo venne la morte, per un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Tutti muoiono, così riceveranno ognuno però al suo posto. Prima Cristo, poi a quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine. Sarà a Dio Padre, dopo aver ridotto ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario che egli regni finché tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo
cose sui piedi. Prendiamo. Alleluia, alleluia. Maria è assunta fino alle schiere degli angeli. Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò alla prigione montuosa di una città di Giuda. Entrata nella casa salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, sussultò nel grembo. Elisabetta ed esclamò a gran voce: benedetta che la madre del mio Signore. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: anima mia magnifica il Signore, ed il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. L'umiltà della sua serva, tutte le generazioni beata. Fatto in generazione la sia per quelli che lo temono. Ha spiegato la per i pensieri del loro cuore, ha alzato gli ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua miseria, come aveva detto ai nostri padri Abramo e per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi a casa sua. Parola del Signore. Di questo mese di agosto c'è la rimane al fondo il primo alle storia è iniziata in è celebrata col nome della Vergine. Questa festa in Oriente
Oriente è stimolato dalle bellissime icone, cioè le pitture, così vengono chiamate nell'Oriente. Descritto dormitio virginis. Vedete? Dormitio virginis. Maria che dorme. Bielorussia. Da noi in Occidente quando era ancora prima presa dalle braccia del figlio assunta in cielo, lei umile ragazza, sperduto villaggio della periferia dell'immenso impero romano, poiché ha accolto il Vangelo nella sua vita, diviene la prima cittadina del cielo, assunta da Dio accanto al trono del suo figlio, in anima e corpo. Davvero come ha cantato lei e ho proclamato nel Magnificat, il Signore rotti dai troni ed in alto. Noi stiamo celebrando oggi con questa Santa Messa un grande mistero. È un grande mistero. È un mistero che ci propone 2 con una conclusione improvvisata. Uno scorcio sul nostro futuro. Essere anche noi un giorno con il nostro corpo trasfigurato come Gesù. Abbiamo una conferma anche abbastanza recente di questa verità. La Santa Messa della festa dell'Assunzione di Maria del 15 agosto 1911, Papa Benedetto ha scritto: Maria a casa esattamente della croce, scrive San Giovanni, Dio è la casa dell'uomo. Papa Benedetto XVI. Com'è bello, lasciatemelo dire, è speranzoso pensare, credere che in quegli appartamenti, non fatti di muri, certamente, morali, spirituali, i nostri papà, le nostre mamme, le figlie, i nostri parenti, e credere questo, e lo vogliamo credere gioiosamente, pensando alle persone che noi abbiamo amato in questa terra, che sono nel buio, sono lassù in questi appartamenti celesti, come li ha chiamati Papa XVI. La seconda considerazione,
considerazione che ci offre ancora una volta lo stesso Papa Benedetto XVI in quel saluto che ha fatto in quel 15 agosto del 2011. Maria, rendersi a Gesù, a Dio, non si è allontanata, non la sia sconosciuta, ma è vicino di noi. C'è una bella parola di Papa San Gregorio Magno su San Benedetto da Norcia, che possiamo ben applicare anche a Maria. Che il cuore è diventato così grande che tutto il creato poteva entrare in quel cuore. Questo allora vale ancora di più per Maria. Unita totalmente a un cuore così, tutta la creazione può entrare in questo cuore. E gli ex tutte le parti della terra lo dimostrano. Maria è vicina, può ascoltare, può aiutare, è vicina a tutti noi. In Dio c'è l'uomo, Dio è vicino e Maria unita a Dio è vicinissima, ha il cuore largo come cuore di Dio. Bellissimo. Vorrei concludere con questa aggiunta che ho posto sabato sera. La sera avevo preso in mano la rivista La Madonna di Castelmonte e ho letto una bella preghiera a Maria, fatta da una degli Stati Uniti, Alan, uno scrittore che ha sofferto molto nella sua vita perché è rimasto orfano fin da giovane età, che ha avuto la sua giovane vita tormentata, è rimasto vedovo a 37. Tutto questo ha influito che abbia finito la sua giovane vita a 40 anni in ospedale negli Stati Uniti. Però un giorno dal suo cuore, dalla sua mente, è uscita questa preghiera. Al mattino, al meriggio, al polso, hai udito il mio Maria, in affame, nel bene e nel male, tu, Madre di Dio, anche mani con e non una nuvola oscurava il mio cielo, la tua grazia trepida guidava a te l'anima, perché non si smarrisse. E ora, destino per me, Dio addensa le sue tempeste e in me confonde presente, splenda il per me i raggi, dolce speranza di te. Un autore considerato il pioniere del genere horror e poliziesco, abbondante anche in te. E a Santa chieda di riservare anche per ognuno di noi un angolino del suo cuore di madre, come tale da Gesù della croce. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente,
Santo che soccorre i suoi misteri ricordandosi della sua misericordia che richiama la per la Chiesa, pellegrina sulla nell'intreccio drammatico, noi ti preghiamo. Per coloro che hanno importanti cariche di governo, al cui potere e responsabilità per l'intera umanità che sotto la potente protezione di Maria soffre, gioisce e spera, noi ti preghiamo. Attingendo forza alla mensa eucaristica, in cui vivo di speranza, noi ti preghiamo. Signore Chiesa Dio, nella festa di Maria Vergine assunta in cielo, che si fuori ardente fino a teatro per Cristo. Rendiamo il nostro Dio è veramente la nostra dovere, fonte di salvezza, sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, oggi Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nella gloria, in lei primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il mistero di salvezza,
e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di sicura speranza. Conoscesse la corruzione del sepolcro, colei uniti gli angeli dei santi, cantiamo l'inno della tua lode. Oh, santo è il Signore Dio, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, nella colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santificazione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo di Santo Cristo nostro, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede e disse: prendete, questo è il offerto in sacrificio. Dopo la cena, lo stesso modo, lo diede e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice per la beanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo. Mistero della fede, annunciamo la tua amore. Questa celebrata in suffragio dei morti e famiglia Fabbro e Silvano e anche i viventi, celebrando il memoriale della morte e risurrezione di Dio fame della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio alla comunione al corpo e al sangue di Cristo Santo. Ci riunisci della tua Chiesa diffusa, sottovocata nel giorno in cui celebra l'assunzione di Maria Santissima in cielo. Rendi la persona col nostro Papa, tutto l'ordine diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, i defunti che si lamenta. Ammettili a godere tutti la luce del tuo. Di noi tutti abbi misericordia. Donate anche noi un giorno alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con tutte le persone che abbiamo conosciuto e amato qui su questa terra. Questo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
per Cristo in Cristo, potente nell'unità dello eccoli, obbedienti alla parola del Santo, al suo divino insegnamento, osiamo dire che sia santo, venga, sia fatta la tua come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come i nostri debiti. E non abbandonazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, dacci l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nella la beata speranza, salvato. Assieme, Signore Gesù Cristo, fede dei tuoi apostoli, vi lascia la pace. Pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli. E la pace del Signore come secoli fa, anche noi, nel nome, auguri alle nostre famiglie, soprattutto alle nazioni in guerra, e salute. Agnello di Dio, abbi di noi, agnello che toglie una noia. Beati noi che siamo invitati al Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sospetti, ma di soltanto la parola di Dio. Pagina 72, cantiamo Il tuo popolo in cammino.
Tu hai reso un anno che ha conosciuto il colera, che ha ucciso i abitanti del piccolo paese di Porcius per 30 anni, invocando intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel tempo, ed è favorevole, come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato immagine. Anche noi, il nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tali spirituali che insidiano la nostra vita, ma proteggi dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri figli e delle nostre. Donaci la tua figlia, Padre, compie in noi la tua santa volontà. Così presente che domani sarà celebrata messa alle 10:30 di Porcius, e la messa sarà Monsignore di XIII con Monsignor Canervola in Trieste e lo scopritore delle apparizioni mariane di Porcius, Don Giulio qui e Pironchia. Da quel popolo come oggi di mandolini che ci offrirà alcuni pezzi religiosi che pregare. Oggi nella cappella la recita del Santo Rosario. Preghiamo. Ci hai resi partecipi della tua salvezza, della Vergine Maria Assunta in cielo, leggiamo un giorno la gloria della risurrezione. Per Cristo, Signore. Il Signore sia con noi. Per l'intercessione della Vergine Santa di San Giuseppe, suo sposo, Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa alla parola, come è nostra abitudine, se qualcuno vuole, al termine anche durante il canto, può venire contro l'altare dove la Madonna è apparsa 2 volte. Sui monti parla.
lasciamo così, mettiamo dentro perché domani c'è di...